Sant'Urbano è un minuscolo comune di neanche 2000 abitanti, suddivisi in 4 frazioni. Un piccolo mondo antico nel quale il susseguirsi delle campagne è spezzato solo dall'Adige, uno di quei posti in cui sembra non capitare mai niente, nei quali invece può succedere che un uomo nasconda i cadaveri della madre e dello zio in legnaia per non perderne le pensioni. Poi, quando i bubboni scoppiano, la comunità viene colpita da quel che non aveva saputo vedere. Perché effettivamente siamo un piccolo comune, però abbiamo comunque dei servizi sociali molto efficienti. Abbiamo un'assistenza sociale fissa, per esempio, cosa molto rara. Abbiamo un'assistenza domiciliare molto efficiente. Abbiamo poi anche, siamo in stretta collaborazione anche con l'unità pastorale proprio per meglio intervenire anche su questi casi. Ci confrontiamo spesso, però ahimè questo conferma in effetti che queste persone vivevano un po' anche ai margini del paese, della comunità. Proprio dall'amministrazione è partito l'input che ha permesso di scoprire quel che aveva fatto Federico Bernardinello. Ecco come si sono accorti i dipendenti comunali che qualcosa non andava per il verso giusto. Di fatto il Bernardinello si occupava anche della pensione appunto dello zio e della madre, però recatosi in banca e quindi a seguito della richiesta da parte del direttore della filiale di un certificato di esistenza in vita di questi signori, la responsabile ha chiesto effettivamente se c'era qualcosa, come stavano e se c'era qualcosa che non andava. E lui ha risposto che stanno abbastanza bene ma sono ricoverati all'ospedale di Trecenta, al che i servizi sociali si sono attivati subito per fare una verifica negli ospedali del circondario. Tutte le verifiche hanno dato esito negativo ed è scattato il blitz nel casolare di via Adige. E da qui quindi la telefonata ai carabinieri e ahimè con la scoperta tristissima che sappiamo. I risvolti sociali della vicenda toccano molto da vicino la vita del paese. Ma guarda, non ho parole, non saprei neanche io. Fa star male, Fa star male. Fa star male. Forse un po' di ma non neanche indifferenza, perché come dicevo anche prima, ci sono tante persone qua anziane che da anni che non vedi, vedi il figlio e gli chiedi come stai? Come sta tua mamma? Sta bene? Basta, non ti fai più la domanda, hai capito? Tutto qua forse